una certa età, purtroppo si chiude un po'. Si chiude un po', E quindi il mio approccio è quello di rimanere aperti, di avere fiducia nel futuro come ce n'è a 20 anni, che forse dopo i 30 inizia a esserci qualcosa che si rompe. Ma questo brano figurati dopo i riunisce. 40 cosa succede. Esatto, e non ci sono ancora arrivato. Però Esatto. va bene, è chiaro, bisogna imparare. Comunque questa è un augurio. Ho capito, diciamo, il senso che vuoi dare a questi 20 anni per sempre, signore e signori, gli Etimo. Grazie. Sono qua sull'ennesima cima scalata per andare un'altra volta al di là, ma questa volta con i piedi ben saldi io vorrei restare qua a godermi questo attimo che mai più tornerà, guardare in faccia quello che è stato, fare pace col mio passato, trovare un amico in lui che non avrei mai pensato, che non avrei mai pensato, oh no, mai pensato. Corri, 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 ma alla fine non arrivi a niente. Una macchina, un'autostrada, gli occhi neri della notte. Che anche se sei grande hai ancora paura, sulla mia testa sfumature di bianco e mi ricordano ogni volta che qualcosa è cambiato. I miei sogni sono sempre in tasca, che neanche il tempo ha cancellato. Quanti colpi ho incassato, sigarette consumato. Sai cosa ti dico? Io mi fermo qua. Vent'anni per sempre. 20 anni per sempre. 20 anni per sempre. 20 anni per sempre. Come se fosse una promessa, come se fosse un ordine. Farò pace con il mio passato, trovare un amico in lui che non avrei mai pensato e capire che non è stato tutto tempo perso, non è tutto da buttare nel cesso. A piedi nudi su questa cima urlerò e 20 anni per sempre. 20 anni per sempre. Ora andate e voglio restare qua e godermi questo attimo che non tornerà ed avere 20 anni per sempre. Grazie. Grazie mille. Etimo, questo era 20 anni per sempre, un altro insomma dei brani che sono compresi nel vostro nuovo EP che si intitola A appunto. dire la verità no, questo no, non c'è, questo no, questo non è questo qua, quindi un inedito che noi abbiamo qui Esatto. in diretta streaming che fa mandiamo. parte del vecchio disco che si chiama Stato Attuale, che potete trovare con questo YouTube, dove ci sono anche altri brani, però torniamo Invece a questo nuovo, a uno con nuovo. la prossima canzone, Esatto. che è una canzone più, diciamo,
La sfera di cristallo, ecco. sì, un po' più da mago, com'è? Più Esatto. Allora, la sfera di cristallo, la spiego in breve. Ognuno di noi, quando vive qualcosa, entra in un micromondo. E io l'ho intesa come una sfera di cristallo. Quando esci, ti rendi conto di essere stato in una bolla. Molte volte queste sono le relazioni che hai con una persona, per dire, o comunque anche uno stato mentale, o qualsiasi cosa. un cerchio magico, diciamo. Esatto. E poi esci. L'amore è magia e uscirne fuori delle volte fa anche male o fa anche bene, dipende. Chi lo sa, chi lo sa. Esatto. Però questa è Sfera di Cristallo. Sfera di cristallo. Dai, sulle mani! Vabbè che è martedì, me ne rendo conto, Però pensiamo che fosse... che è venerdì, dai. Ci siamo annegati col nostro stesso liquido. Ne è rimasto ben poco. Può darsi che dentro me un posto più non c'è. Ho deciso di cambiare anche se tutto uguale. E la sfera di cristallo so che cercherà. E la sfera di cristallo lei lotterà. E la sfera di cristallo quel che resterà. E la sfera di cristallo forse non sarà, ma quel che sarà, e sarà, e sarà, e sarà. Io sono qui e resto in bilico, sospeso nel vuoto, ferito dal tempo che quale strada è stata riservata per me. Io sento ancora il sapore di te, questa scelta, seppure giusta, lo so, non mi rende un uomo migliore. E la sfera di cristallo so che cercherà. E la sfera di cristallo lei lotterà. E la sfera di cristallo quel che resterà. E la sfera di cristallo forse non sarà. Nella sfera abbiamo sognato, nella sfera abbiamo imparato, nella sfera il nostro passato. Tutto questo andrà ricordato, ma quel che sarà, ma quel che sarà, ma quel che sarà, e sarà, e sarà, e sarà, e sarà, e sarà. E la sfera di cristallo so che cambierà. E la sfera di cristallo dall'alto guarderà. E la sfera di cristallo lei romperà. E la sfera di cristallo forse non sarà, ma quel che sarà, ma quel che sarà, ma quel che sarà, e sarà, e sarà, e sarà, e sarà, e sarà. Grazie. Grazie mille.
Etimo, questo era un altro, questo invece era un brano che era incluso Esatto, nel vostro sì. ultimissimo lavoro che si può trovare in tutti i digital store. Esatto, su tutti i digital, quindi Spotify, Deezer, ma anche YouTube per dire, Anche su YouTube. dove avete piacere di ascoltarlo, oppure chiedendoci anche una copia potete acquistare una copia fisica, volendo. Oh, e beh, questa è sempre, come dire, cosa gradita perché il gruppo... Nel diciamo, caso, nel è caso. chiaro, è chiaro. Va bene, allora, con quale brano volete salutare, diciamo, il salotto e darci l'arrivederci? Esatto. Che cosa avete scelto? Allora, sempre un brano parte sempre di Etimo, e il brano si chiama La parte migliore. Bravi, per finire, giusto, finire con la parte migliore. Esatto, Adesso esatto, la parte migliore del chissà disco. qual è la parte migliore, però, diciamo. Adesso vediamo di scoprirlo insieme a voi. Qual è, secondo me, almeno la parte migliore, però ci salutate bene, diciamo, Bene. perché con la... Assolutamente, con la parte migliore, Con la sicuramente, parte migliore. e Meglio di anche così la non si parte può- migliore di voi per essere venuti stasera. Grazie mille, davvero. Grazie mille. Grazie. Vado via di qua. Non so dove mi porterà. Ma una cosa so. Così non si può. Così non si può, oh no, così non si può, così non si può. Quella guerra dentro si fa sentire ogni tanto e poi ci perdiamo nella città come matti in cerca di qualche verità. Bevi, se ti consola bevi e fuma per perdere quel filo di voce e per urlare il tuo canto, e già, quel canto così libero, così solo tu. Trova uno spazio tranquillo, lontano da ogni distrazione. Ora siediti e rilassati. Fai un respiro profondo. Ispira, espira. Tira fuori la parte migliore di te. Sta dentro te. Guardarsi dentro è dura,
lo so che fa paura, ma tirala fuori e non ci pensare, stare qui ad aspettare. Il passato è andato e lascialo indietro e fallo ancora, qui e ora, grida insieme a me e tira fuori la parte migliore di te, e tira fuori la parte migliore di te, e tira fuori la parte migliore di te. La parte migliore di te, quel canto così libero, così solo tu. Grazie. Grazie Mao. Grazie agli Etimo che avete concluso anche con questa bella esortazione a tirare fuori la nostra parte migliore. Adesso un brevissimo cambio palco e avremo l'ultima band per questa sera qui al Salotto. Tra pochissimo ci saranno i Dogma.